Siamo qui con Cristian Calò, titolare del Caffè Tribunale di Piazza Cacciatori delle Alpi. Quali sono i problemi della piazza dopo la rissa con danneggiamenti che è avvenuta nella notte tra sabato e domenica? I problemi sono che soprattutto nel fine settimana questa piazza praticamente si trasforma, cambia totalmente diciamo, la tipologia di gente che la frequenta, e sono veramente ragazzini che ahimè purtroppo o si ubriacano e quindi poi fanno atti di vandalismo piuttosto che fanno risse, lasciano sporco. Tra l'altro l'altra sera stavo parlando con un utente dell'Nettezza Urbana e mi raccontava per l'appunto che hanno trovato una domenica mattina verso le 5:30 del mattino, quando chiaramente loro passano a fare le pulizie, una marea di bottiglie di spumante, di vino, tutte chiaramente sparse e anche rotte. Quindi ecco, questo è un grande problema. Alla fine bisognerebbe un attimino innanzitutto illuminarla di più in modo che la gente si sente un pochettino più diciamo a disagio, ecco, per fare queste cose e poi magari diciamo rafforzare un pochettino i controlli, ecco. Questo è perché è giusto che i ragazzini si debbano divertire, però poi ci sono quelli che esagerano magari con l'alcol, magari con il loro carattere, magari poi si picchiano tra di loro, fanno delle risse come è successo sabato sera e poi se la prendono chiaramente con tutto quello che c'è intorno. Quindi hanno rotto anche il vetro del tribunale, hanno stradicato e rotto i vasi miei del caffè tribunale, quindi sono cose che sarebbe meglio che non accadano.